Lo sporco racket dei rifiuti, un traffico invisibile ma insidioso, c'è ma non si vede. Un business clamoroso, un mercato in mano alle ecomafie e alle organizzazioni criminali del nord-est che si infiltrano nel ciclo dello smaltimento. Secondo una stima, le attività illegali in Veneto valgono 2 miliardi di euro all'anno, la droga è un affare da 530 milioni, le contraffazioni pesano per 525 milioni, lo sfruttamento sessuale 400 milioni e poi i rifiuti, 150 milioni di euro che portano il Veneto dritto dritto in cima a una riprovevole classifica italiana. Il problema è che ci troviamo di fronte a società di imprese che operano apparentemente in maniera del tutto legale, in cui non sono riconducibili direttamente esponenti delle organizzazioni criminali. Occorre fare dei lavori di indagine molto più complessi e molto più raffinati di quanto accadesse un tempo. Parole e musica tratti dallo spartito del primo osservatorio sulle ecomafie e la legalità in Veneto. Dati clamorosi, un dossier scottante che racconta il traffico di rifiuti tossici e nocivi a nord-est, dove si sta sviluppando un racket che si muoverebbe principalmente attorno a Porto Marghera. Oggi le organizzazioni criminali si sono specializzate. Quello che viene utilizzato è un sistema sofisticato di variazione dei codici di smaltimento e di declassificazione dei rifiuti illegali che vengono camuffati ed esportati principalmente verso il nord Europa. Ma il nuovo mercato che si apre è la Cina. Sono materie seconde, cioè già sottoposte a trattamento di declassificazione e di inertizzazione, cioè sono stati tra virgolette già puliti. In realtà questo non è vero e ci ritornano indietro sotto forma di materiali come giocattoli, come altre cose che in realtà contengono fortissimi veleni. Oggi a Porto Marghera viene smaltito ciò che viene prodotto, mentre i rifiuti trasferiti altrove vengono sottoposti a rigidi controlli pubblici. Ma una delibera della Regione Veneto fa saltare questo sistema, mentre il Comune di Venezia fa ricorso al TAR perché viene introdotta una variante che violerebbe le norme urbanistiche. Legambiente si oppone a una deregulation che potrebbe essere pericolosa per Porto Marghera. Rischia di diventare una, grande pattumiera di rifiuti, di ospitare rifiuti che vengono da altre regioni d'Italia e chi lo sa, poi magari anche da altre parti dell'Europa.